completato, la macchina entra ora nella retta delle tribune e prende gradualmente velocità, 50 metri al punto dello stacco che avviene in questo istante. Lungo la corda leader di Poggio, lo attacca Florio Stift, al largo e veloce Ocean Dancer che prende l'iniziativa in poco più di 100 metri sul leader di Poggio, poi Florio Stift che si sistema terzo su Magia e K, resta al largo Nadir De Venti, terza per Millionaire Deni. Un bocco della prima curva, 13,5, anche qualcosina meno il lancio, con in vantaggio Ocean Dancer sul leader di Poggio, Florio Stift in terza posizione, Magia e K che ha spostato all'esterno, guadagna una posizione lungo la corda Orion Tab, al largo è Nadir dei 20. Intanto la prima curva è completata e i cavalli vanno ad affrontare ora la lunga retta opposta alle tribune con Ocean Dancer in vantaggio. Metà della retta opposta alle tribune, leader di Poggio di rincalzo davanti a Florio Stift, al largo Magia e K si porta appresso Millionaire Deni, anzi a ridosso Millionaire Deni, costretto in terza da Nadir De Venti, all'esterno c'è anche Orodruin Baba. In bocco della curva conclusiva 1,1 gli 800, ha rallentato molto Ocean Dancer, adesso il passaggio al primo chilometro, 1000 iniziali, coperti sul piede dell'1,16. In vantaggio Ocean Dancer, Magia all'esterno, terza per Millionaire Deni, leader e Florio lungo la corda al largo Nadir De Venti, poi ancora Orion Tab, all'esterno Niklaus B. E adesso prova la quarta ruota Osprey Team, anticipata da Orodruin Baba, a sua volta prevenuta da Millionaire Deni che va all'attacco della coppia di testa mentre si butta di dentro il leader di Poggio, mancano 200 al palo, Ocean Dancer, l'attacco di Magia e K, leader lungo lo steccato, poi Millionaire Deni, Magia e K numero che 3 passa Florio nel finale, Stift, interviene Nadir squalificato. De Venti, al ciglio esterno Osprey e Lex Wise sul palo. Sono in linea Nadir e Magia, poi Osprey e Lex, arrivo molto stretto. La media dovrebbe essere intorno all'1,15 e 15,5, più o meno. Ecco Magia, rimontata all'esterno da Nadir De Venti che chiude molto bene sulla femmina. Al largo intervengono anche Lex e Osprey, direi Magia, Nadir e per il terzo aspettiamo la foto. Sarei propenso a dire Lex Wise, ma